Abbiamo fatto una piccola delegazione, siamo andati in consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, anche la presenza di Michele, poi c'era Daniele Guber, il sindaco di Imer, a suonare un campanello d'allarme. Cioè dire, attenzione Regione Veneto, dovete svegliarvi. E questo campanello d'allarme l'abbiamo diffuso, l'abbiamo allargato a tutti i sindaci, in particolare ai sindaci del corso del Brenta, tutti i sindaci bassanesi e padovani fino alla laguna, per dire guardate che siete voi che poi pagate le conseguenze e dovete rispondere del vostro disinteresse, perché siete voi per primi che dovete attivare anche il consorzio di bonifica, i gestori dell'acqua, in questo caso ETRA, e tutti gli enti, ARPA sicuramente, tutti gli enti preposti per escludere fino all'ultima possibilità che non ci sia inquinamento e aumentare sicuramente i monitoraggi. Ecco.